Abbiamo ospite qui Mario Giuga, Sì. che è il fondatore di un gruppo importante, il gruppo storico Le Maschere di Mario del Settecento veneziano. Bene, quando è nato questo gruppo? Allora, innanzitutto ringrazio lei e la Piave TV per averci invitato a questa trasmissione. E il gruppo è nato esattamente nel 2004-2005 con una cosa molto così strana. L'associazione Giocando in Dea Strada di San Donà Sì. voleva delle persone che facessero i re magi e nessuno quella volta si presentò, forse perché si emozionavano, eccetera. Allora io e un mio amico di Mussetta ci siamo presentati e la promessa è stata che nel caso di fare questa parte di Re Magi, di partecipare al Carnevale del 2004 a San Donà con vestiti dati da loro. Ovviamente non erano vestiti, però del Settecento. E da quella volta piano piano noi ci siamo riuniti e abbiamo detto, visto che ci piace e noi balliamo, facciamo la nostra prerogativa sono i balli storici, ci siamo cominciati a dare una regola, i vestiti ce li siamo fatti su modelli che abbiamo trovato nei siti internazionali, molto rigorosi nel disegno, per cui non fuori e ci siamo dati un'epoca, le Rococò. 1730 in poi, che poi rispecchia il periodo storico dal punto di vista del Settecento veneziano. Liturgicamente parlando, Venezia è famosa per quello. E così da lì siamo partiti e un po' alla volta, piano piano, modificando gli abiti, le coreografie, i balli, eccetera, siamo arrivati a dove siamo arrivati in questo momento. Sì, io ho visto, guardate anche voi la pagina Facebook, perché potete vedere anche lì i filmati, eccetera. Beh, quanti siete in questo gruppo? Perché ho visto a volte che siete in tanti, insomma. Sì, eravamo partiti in 10 coppie, poi non era facile gestire 10 coppie nei balli, perché muovere 20 persone in un palco con i balli storici non è facile. Siamo arrivati a più o meno, adesso siamo 5-6 coppie, che riusciamo a muoverci e a creare quei famosi salotti veneziani del Settecento nei palazzi che si affacciavano a Canal Grande e queste feste sontuose che si facevano. Poi dice bene coppie, perché gira voce che una della signora un po' bionda sia anche sua moglie, è vero? Sì, esatto. Che qualcuno l'ha detto. Comunque nelle coppie prerogative non devono essere solo per forza maschi e femmine, ma anche femmine in questo caso. Anche sì. Perché nel nostro gruppo c'è un uomo, c'è una donna vestita da uomo che fa la parte dell'uomo e che è mia cognata, la sorella di mia moglie, e che fa molto bene la parte ed è molto brava. E sì, per l'altra parte in quel periodo c'era nelle commedie C'erano i veneziane. famosi i principini che facevano i cicisbei, che in un certo senso era una figura un po' così ambigua. Ecco, se andiamo a guardare un attimino, dico già io ho guardato un po', ma ecco, dica lei, avete partecipato a delle manifestazioni, meglio che lo dica lei. Sì. Niente, noi allora nel passato abbiamo partecipato a parecchie manifestazioni, sia nazionali che internazionali. Tra queste, una delle prime è stata il gemellaggio tra Veneto Orientale e Carinzia, a Klagenfurt, con la famosa Arlekinfest. Poi dopo di questa è stato nel lontano 2008, agosto 2008. Poi c'è stata altre nostre partecipazioni a eventi tipo a Lugano per una festa veneziana che fu inaugurata nei primi del secolo scorso per l'inaugurazione delle luci sul lago di Lugano. Poi c'è stata la guerra, si è persa questa tradizione, avevano chiamato invitati di gruppi veneziani a partecipare a questo evento. Poi c'è stata la guerra e adesso è stata rispolverata, ci hanno invitati e noi siamo andati anche a Lugano a rappresentare la Venezia nel suo splendore per quanto riguarda il carnevale, per quanto riguarda le maschere veneziane. Vedete, è un fascino da noi, ma evidentemente all'estero è ancora. Molto... Poi devo dire che come vi muovete, voi imparate per quello che ho visto io. Sì, poi ci sono altri momenti che c'è stato anche, siamo andati anche nei vari palazzi, nelle varie ville, Villa Olmo di Como, per un ritrovo di tutti i gruppi storici, a Villa Cesarini in Valganna, provincia di Varese, e siamo andati anche alla RAI, per cui abbiamo fatto dei programmi con la RAI in vari paesi, Portogruaro, Sacile, che Sacile era il giardino della Serenissima, molti si ricorderanno, e poi siamo andati anche ad Alcua Petrarca, uno dei più bei borghi d'Italia. Insomma, abbiamo girato anche a Televenezia.
Ecco, questo è il passato, e poi ovviamente pianta stabile a Carnevale di Venezia. Noi dal Sì, 2009 ho visto. facciamo sono parte tante foto sia su del quello, corteo sì. storico che dei balli storici sul palco di Piazza San Marco. Stiamo preparando il programma, infatti stasera abbiamo le prove per il futuro Carnevale di Venezia, che si svolgerà in 2 domeniche, perché sapete che il Carnevale di Venezia sono 3 settimane. Ecco, però le 2 domeniche che ci interessano sono il 19, che c'è il volo dell'Angelo, nella mattina c'è il corteo storico a cui noi facciamo parte, per cui noi seguiamo il corteo del Doge e delle Marie, eccetera. Noi siamo uno dei gruppi più interessanti dal punto di vista rococò, visto che nessuno per adesso fa rococò, fa un po' periodi vari. E poi il 26, che invece il 26 noi balliamo. Balliamo anche il 19 nel pomeriggio, chi vuol venirci a vedere, verso le 15:30, e però la nostra giornata ideale è il 26, quando c'è il volo dell'Aquila. Il volo dell'Aquila, che non si sa quest'anno chi è, una sorpresa, in genere sono artisti oppure protagonisti di scene di sport. E noi balleremo la mattina e la sorpresa di quest'anno è che di regola noi balliamo su una base fatta già, ecco. Invece quest'anno c'è un gruppo, un X-Quartet, un gruppo di archi e un clavicembalo che faranno che creeranno la base per le musiche dove noi balleremo, per cui è una cosa un po' interessante. Ecco, ormai diciamo siete molto noti perché se andate in Italia e all'estero evidentemente, e chiaramente sono loro che vi invitano, vuol dire che la vostra tradizione, la vostra cultura che portate in giro è già nota, per cui i vari comuni, le varie associazioni vi chiamano. Sì, sì, infatti è molto, ma è quello che ho fatto capire a chi ci segue, chi ci ha seguiti, è che noi abbiamo la grande passione per il Settecento veneziano, ovviamente per la città di Venezia, per la sua cultura, per i palazzi, per la storia in genere di Venezia, soprattutto nel periodo Settecento, non nel Rinascimento, ma del Settecento. Il Rinascimento è stata l'epoca massima di Venezia, però abbiamo preferito fare il Settecento, perché è stata una mia grande passione da piccolo. Ero appassionato di musica classica, io sono violino, mi piace così sentire i vari maestri del Settecento. Tra l'altro noi balliamo su musiche di Handel, Pachelbel, Telemann, Vivaldi, Galuppi, cioè spaziamo in grandi musicisti del Settecento, e per cui a noi abbiamo questa grande passione che ci travolge certe volte. Qualcuno di voi anche suona? O... Nel gruppo sono solo io che sono appassionato di musica, io faccio chitarra, suono chitarra classica, violino, pianoforte, poi mi arrangio così, però è la passione per il Settecento, per la musica del Settecento, che abbiamo portato a creare questo gruppo e a dare una connotazione, il rococò, il periodo storico, con musiche di questi grandi autori del Settecento. Non è facile, ma insomma siamo riusciti ad arrivare a un certo... Poi i balli storici noi li abbiamo, come dire, preso spunto dai vari concerti internazionali del barocco che si sono svolti nel passato sia in Germania che a Londra, e i cartamodelli, per cui i vestiti, le coreografie, anche loro, gli americani, sono molto interessati su questo. E Venezia, grazie anche a loro, che si è ripetuta la memoria storica per queste cose qua. Ecco, sì, devo dire che ha sempre un fascino Venezia, sì, in ogni caso. La musica di quel periodo è una cosa celestiale. Vivaldi, chi non lo conosce, si sa a memoria tante cose, fa venire in mente tantissime cose. Ecco, noi abbiamo visto intanto che si parlava anche delle immagini, abbiamo visto delle foto, quindi avete avuto questo, però io vi consiglio di andare a vedere la pagina Facebook, che io ogni tanto guardo, quando mi viene in mente che vedo passare qualcosa vado a vederla, ecco. E avete anche un sito però voi? Noi più che un sito abbiamo una pagina, anzi abbiamo il diario e la pagina di Facebook. Ecco, il diario sono le maschere di Mario, il Settecento veneziano, e la pagina è Mario Giuga, che sono io, visto, dove è una copia, per cui chi vuole scrivere, mettere foto o qualcosa, va sul diario di Mario Giuga, e lì c'è tutto, video e foto. Oltretutto, chi vuole vedersi tutti i video nostri, basta andare sulla YouTube, scrivere Mario Giuga, sì, nel gruppo, ecco, ci si iscrive e uno può vedere tutti i video, anche compresi gli ultimi proprio. Tra l'altro, mi stavo dimenticando, abbiamo partecipato anche al Mostra del Cinema
sia l'anno scorso che quest'anno, perché Sì. c'è un famoso premio, si chiama Premio Maleti, era un personaggio della giuria della Mostra del Cinema che è morto purtroppo prematuramente, e è stato istituito questo premio a personaggi importanti nel cinema per quanto riguarda il giornalismo, per quanto riguarda la recita e per quanto riguarda anche la figura in generale sulla Mostra del Cinema di Venezia. E a noi ci hanno chiamato, abbiamo fatto un po' di coreografia, visto che Venezia comunque liturgicamente è sempre 700, ecco, la figura coreografica l'abbiamo creata noi, è proprio così. E allora siamo andati, quest'anno è stato premiato un signore importante, il presidente del Cinecittà, dal punto di vista giornalistico nel web, eccetera, per cui insomma è un personaggio che ha un certo spessore alla Mostra del Cinema. Bene, ringraziamo il nostro Mario Giuga che diciamo, sta portando avanti le nostre tradizioni, le tradizioni del posto e anche la nostra cultura del passato che non deve mai essere dimenticata, perché dal passato poi si può andare al futuro. Bene, lo ringraziamo, noi ci rivedremo fra una settimana.